La via San Michele, uno degli antichissimi quartieri del centro storico di Agrigento, è stata luogo di un vivace e caratteristico momento conviviale tra vicini di casa, vicini di quartiere e parenti. Una grande famiglia che ha imbandito una lunghissima tavola piena di prelibatezze, preparate in casa da ciascun commensale, decidendo di organizzare questo momento di festa senza una specifica ricorrenza. Infatti, quel che ha spinto ad avviare preparativi agli abitanti di questa via, un tempo chiamata Sciatalonga, è stato il semplice desiderio di voler stare insieme. Un vero ritorno alle origini, che porta ad abbandonare le piattaforme social, la nuova modalità che consente di stare sempre in contatto e che occupano gran parte del nostro tempo, con la smania di voler tornare in strada, davanti casa o in un cortile, portando con sé la propria sedia, sedendosi l'uno accanto all'altro per scambiare due semplici chiacchiere e qualche momento di allegria. Quella della convivialità tra vicini potrebbe intendersi come un vero patrimonio culturale che andrebbe salvaguardato perché è a rischio di estinzione. Estinzione causata dall'immigrazione di giovani e famiglie che svuotano le case del centro storico, aumentando così il degrado e la desertificazione. Eppure questo fenomeno potrebbe arrestarsi se solo si puntasse ad una concreta economia turistica proprio nel centro antico, abbandonando questo mordi e fuggi del flusso turistico, cercando di attirare l'attenzione con botteghe di antichi mestieri e quant'altro, ma soprattutto agevolandone il ripopolamento e consentire alle generazioni future di poter mandare avanti queste tradizioni e godere dei preziosi tesori che la propria città offre.